Credo che stavolta il video sarà breve, perché prima di tutto non ho fatto registrato la reazione, mi sono svegliato tardi, non ho perso il primo tempo e quindi io non posso parlare dell'intera partita perché se non ho visto il primo tempo. Però mi arrivano voci di un primo tempo comunque, nonostante il gol fatto, dove abbiamo regalato un altro esperimento praticamente, perché metti Elmas esterno destro. Io non capisco, cioè veramente sono stufo. Io ho sempre detto che aspettavo fino a gennaio, siamo a novembre e sinceramente aspettavamo a gennaio, ma già è andata. Non ce la faccio più, sono un pochino avvilito perché volevo aspettare di vedere le immagini del rigore, non mi sono arrivate alcune ma non sono chiare, ma veramente oramai si va al di là del risultato, perché se non è il rigore il palo di Fabian, cioè alla fine il Napoli, la partita, io posso parlare solo del secondo tempo, il secondo tempo il Napoli ha fatto il forcing, tutti dietro col pullman e non è andata bene, però si può fare di più probabilmente. Ci sono troppe cose che non si spiegano, ci sono delle, cioè si fa male mal qui, si scalda Gulam, però entra Callecon e uno pensa vabbè, Callecon terzino, squadra che deve fare gol perché deve approfittare del passo falso di quelle due. Callecon terzino va bene, invece mi ritrovo Allan terzino, ma Allan terzino puro, perché nel secondo tempo si vedeva benissimo che Allan era il terzo nell'impostazione, era il terzo di difesa, come ha fatto anche l'anno scorso in alcune situazioni, che si viene a prendere il pallone con Allan in difesa era Allan, Koulibaly, Luperto, Malqui e Di Lorenzo più avanti, e quindi con Malqui molto alto Elmas si stringe. Questo è stato l'inizio del secondo tempo che ho visto io, e quindi si stringe, poi c'è Zielinski centrale, una sorta di 3-4-3 se Insigne stava più alto, però va anche bene. Poi dopo si inserisce Callecon, quindi Callecon al posto di Malqui, però Allan scala dietro. Fabian al posto di Elmas, Fabian ha avuto un impatto incredibile. Allora io poi non capisco perché questi giocatori non possono giocarne un paio consecutive. Cioè, se i giocatori stanno bene, si vede che Fabian sta in forma. Non lo so, veramente vado in difficoltà oramai perché non so più cosa dire. È troppo facile dire, però se Fabian segnava il palo interno parlavamo di grande. No, lo sapete, su questo canale non si affrontano così le situazioni. Si cerca di capire l'identità, la strategia, le scelte. E noi dobbiamo capire che cosa è successo a Gulam. Perché se te lo porti in panchina ed è pronto per giocare, deve entrare Gulam, risposti Di Lorenzo a destra e hai due che possono fare i cross per le due torri alla fine. Alzate sto pallone, e se invece poi mantieni Di Lorenzo a sinistra, quando la palla arriva a sinistra è un intruppo dove sia Insigne sia Di Lorenzo devono rientrare sul proprio piede e quindi si perde un tempo di gioco. Il cross a rientrare quando il pullman è davanti alla porta non funziona, un paio di volte con Callecon, ma non va buono, non va bene, non va bene. Ed è facile dire il Napoli perché le hanno steccate anche l'Inter e la Juve. Abbiamo regalato 2 punti all'Atalanta. A spalle, penultima in classifica. Sono poi pure le dichiarazioni dopo di Ancelotti che non mi convincono. Ripeto, sul rigore non voglio proprio entrare perché si può recriminare, perché siamo al quarto almeno che col senno di poi ti possono dare dei punti, e allora pigliamoci i punti che ci mancano, perché ritorniamo sempre al solito discorso: se Mertens a Firenze fa il paio con Zielinski a Firenze, e se dai il rigore di Zielinski devi dare questo qua o no? E quanti sono oramai gli episodi dove ognuno ha deciso a cazzi suoi? Non va bene. Bisogna avere un'uniformità di giudizio, e questa uniformità di giudizio deve durare tutto il campionato, se no io non so più come devo analizzarli. Vabbè, comunque ripeto, non ho le immagini, quindi non ne parlo, non ne voglio parlare. Si può parlare solamente di una partita dove il Napoli ci ha provato. Io l'ho vista pure la determinazione nel provarci, però Beriscia ha fatto
buone parate, c'è il palo, ma ci sono ancora scelte che non condivido. Se tu vuoi far giocare Elmas, fallo giocare al centro con Allan e mettimi Zielinski sulla destra, dove praticamente lui lo fa anche in nazionale. Quindi non mi spiego questo esasperare l'esperimento e fare tutte queste prove le devi fare durante la settimana. Non hai tempo? Benissimo, affidati ai giocatori che sai come ti rendono nelle varie loro posizioni. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più a vedere ogni volta una cosa diversa che funzionasse. Tu dici, ah, grande intuizione. Se non funziona, vuol dire che non è stata una grande intuizione. Noi possiamo solamente fare il commento a posteriori. Vediamo una cosa, per esempio Mertens, l'esperimento Mertens prima punta, dettato dalla necessità, ha funzionato. E quindi ha funzionato, genialità. Pirlo, sempre Ancelotti, spostato Pirlo da trequartista a dietro, ha funzionato, genialità. Ma se tutti questi esperimenti continuano ad essere sempre diversi, vuol dire che non stanno funzionando. Allora basta, affidati ai giocatori che sai che possono farlo. Continuiamo queste esasperazioni di Zielinski, una volta esterno, una volta centrale, Fabian una volta esterno, una volta centrale, ma basta così. Il resto rispettiamo almeno i piedi. Cioè, metti Tonelli e sposti un'altra volta Di Lorenzo sulla destra, così almeno Luperto col sinistro può mettere un cross al centro. C'hai le due torri, hai scelto le due torri, devi favorire i cross dal fondo. Questa mi sembra una cosa elementare, molto semplice, un modo per arrivare in porta. Angelo, hai le ore contate, per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda De Laurentiis, a De Laurentiis andrà benissimo tutto questo. Anche se poi devo capire se la rosa in questo modo si valorizza oppure no. Perché Elmas oggi mi sembra bruciato dalla prestazione, dalla cosa. Stava tutto moggio alla sostituzione, perché mi sa di un giocatore che ha detto, ma sì, ma fatti qua, ma perché mi ha fatti qua? Che non sono a mio agio. Capite quelle sono le mie perplessità? Da New York, Valerio Fluido è tutto. Io chiedo scusa che purtroppo non ho visto il primo tempo e quindi la mia analisi non può mai essere completa. Questo è un video solamente di completezza perché li devo fare tutti quanti. Ma non ho opinione. Ecco qua, la polizia. Non posso dare giudizi seri oggi perché non avendo visto tutto posso parlare solo del secondo tempo e di quello che non mi è piaciuto perché Allan Terzino è uno spreco, non devi difendere niente, devi attaccare bene, quindi no, mi dispiace, non ci siamo.